Situazione sanitaria questa mattina è di 1125 contagiati nelle ultime 24 ore, 360 persone ricoverate. Continuiamo a dire che l'80% dei ricoverati in terapia intensiva è non vaccinato, ma ricordo che l'80% di quei ricoverati non vaccinati rappresentano solo il 15% della popolazione, quindi sono dati importanti. Con l'arrivo del freddo si scavano le trincee della guerra sanitaria. Oggi però in Veneto i numeri dicono che i più fragili e a rischio sono i non vaccinati. Siamo davanti a quella che potremmo già iniziare a definire la pandemia dei non vaccinati. Purtroppo è così. Io spero che ci sia sicuramente un intervento pacificatore, perché questa comunità non ha bisogno di conflitti al suo interno. Dall'altro però noi sappiamo che se oggi possiamo quantomeno vivere liberi e non avere le restrizioni, lo dobbiamo al fatto che l'84,6% dei veneti si sono vaccinati. Aumentano i positivi al Covid e i ricoveri in ospedale, ma il Veneto è ancora lontano dalla fascia gialla. Per non aiutare la pandemia, però, bisogna osservare il massimo rigore nel rispetto delle distanze e nell'uso delle mascherine, soprattutto negli assembramenti, anche quelli all'aperto, come le manifestazioni. E proprio per una questione di sicurezza sanitaria, i cortei sono stati fermati dal Viminale, mentre i sit-in sono permessi, ma fuori dalle zone più affollate come piazze e strade dei centri storici. Io penso che sia un diritto democratico poter manifestare, cioè esporre le proprie idee, ma lo si deve fare nel rispetto della libertà altrui, lo si deve fare nel rispetto delle regole, delle leggi. Soprattutto non possiamo tollerare che si vedano manifestazioni dove le aggressioni verbali e a volte anche quelle fisiche, abbiamo visto poliziotti essere picchiati, possano essere considerate ordinarietà. Non funziona così. Peraltro queste manifestazioni che portano il pensiero contro il vaccino, contro il Green Pass, e qui mi fermo, sono manifestazioni all'interno delle quali c'è anche un po' di ostracismo, ad esempio verso la mascherina. Del resto alcuni esponenti che oggi protestano contro il vaccino a marzo 2020, aprile 2020 erano no mask e protestavano anche contro la mascherina. Allora mi chiedo se il problema è il vaccino o il problema in generale è qualcos'altro.